Sulla questione che riguarda le TV locali e la nuova transazione alla TV digitale arrivano notizie dalla regione siciliana attraverso un ordine del giorno del Partito Democratico all'Arse. Governo regionale attivi le misure di sostegno alle piccole emittenti locali. Nel comunicato stampa del Partito Democratico si chiede al governo regionale di attivare le iniziative utili a sostegno del settore delle piccole emittenti radiotelevisive siciliane che rischiano la chiusura a seguito della transazione verso il nuovo digitale terrestre. Lo prevede un ordine del giorno presentato all'Ars dal capogruppo Giuseppe Lupo e dai parlamentari regionali del Partito Democratico Anthony Barbagallo, Giuseppe Arancio, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Nello Di Pasquale e Baldo Gucciardi. Come è noto, si legge nell'ordine del giorno, a partire dal gennaio del 22 è iniziato il passaggio allo standard di seconda generazione della TV digitale, così come stabilito dall'Unione Europea, e il numero minore di frequenze obbliga gli operatori a adottare un nuovo standard, il cosiddetto DVB-T2. I canali messi a disposizione da Rai Way, azienda che gestisce le infrastrutture e i servizi di rete per gli operatori del settore, bastano solo per poche emittenti televisive, le quali potranno trasmettere con copertura regionale, e saranno costrette a sostenere costi notevoli fino a oltre 80.000 euro l'anno più IVA. È evidente che si tratta di una cifra del tutto fuori mercato per la Sicilia e che molti editori non saranno in grado di reggere un simile incremento dei costi. Si rischia così di penalizzare tante piccole emittenti e ciò, oltre a nuocere alla pluralità dell'informazione, potrebbe portare a una crisi occupazionale in un settore altamente specializzato. Il gruppo del Partito Democratico all'Ars chiede dunque al governo regionale di provvedere forme di sostegno alle emittenti locali a tutela della pluralità dell'informazione e dei posti di lavoro.